Siamo a Butrio all'inizio di quello che sarà una giornata dedicata all'innovazione con un convegno promosso dal quotidiano La Stampa e dal Messaggero Veneto. Ci sono esponenti del mondo della politica, del mondo dell'informazione, quindi del mondo accademico, esperti del settore, e abbiamo il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a cui chiediamo come si pone la regione di fronte alla sfida dell'innovazione qui in Friuli Venezia Giulia. Intanto bisogna sottolineare che la nostra regione è tra le prime regioni come capacità di innovazione. Abbiamo centri di eccellenza di ricerca e di formazione ed è questo penso sia il lavoro raggiunto. Io ho incontrato molte aziende, anche multinazionali del settore, e devo dire che la nostra regione attrae particolarmente non soltanto per l'area geografica dove insiste, che ovviamente è strategica, ma soprattutto perché riesce a trovare personale di alto profilo per poter investire e quindi garantire un futuro, e su questo dobbiamo puntare. La regione non deve, il pubblico non deve sostituirsi al privato, ma deve creare le condizioni perché il privato trovi un terreno fertile ad investire in Friuli Venezia Giulia e garantire a Friuli Venezia Giulia un posto importante nel terziario avanzato, perché credo che questo possa essere il futuro della nostra regione. Si parla di innovazione, ma si può parlare anche di formazione di nuovi ricercatori, quindi degli studenti di studio. La regione ha in mente di sviluppare questo connubio, questo sentiero che lega i due comparti? Sì, noi dobbiamo mettere in contatto sicuramente formazione e necessità lavorative, che ovviamente quando un'impresa riesce a trovare dei professionisti che soddisfino le esigenze di innovazione è un'impresa che risulta più competitiva. Devo ringraziare anche qui le istituzioni locali e di Friuli Venezia Giulia, penso all'università, ma penso alla Sissa, penso ai centri tecnologici, penso all'area Science Park, che riescono a creare questo collegamento. Ed ovvio però che dobbiamo essere sempre al passo coi tempi, perché in questo settore c'è una richiesta molto veloce e di specificità. Faccio un esempio: i big data fino a qualche anno fa nessuno neanche immaginava cosa fossero e che potenzialità potessero avere. Oggi c'è necessità di esperti del settore, di laureati nel settore che possano dare una risposta alle esigenze delle aziende, e quindi bisogna essere rapidi, e forse i tempi burocratici non del Friuli Venezia Giulia ma dell'intero paese sono, diciamo, un po' una palla al piede per dare queste risposte che sono assolutamente necessarie. Grazie mille. Grazie mille.